Non è una lista della spesa, precisano, ma gli industriali, dopo un percorso a 3 tappe, le idee le hanno chiare e inviano un documento ai candidati alle regionali che renzianamente sono pronti a sintetizzare in 11 tweet. Competitività, recuperare 50 posizioni in 5 anni e raggiungere la Lombardia nella classifica europea delle regioni a maggiore sviluppo è possibile, ripartendo da quel manifatturiero che già in passato ha fatto grande la nostra regione, rivisto e corretto #Veneto 2020. La centralità del futuro di questo territorio rimane nel manifatturiero, come l'ha dimostrato anche nazioni molto più importanti della nostra, tipo gli Stati Uniti, dove la filosofia di Obama sul back to manufacturing ha portato a una crescita del PIL incredibile e una riduzione della disoccupazione come non si sarebbe mai aspettato. Cultura, capitale umano, aree metropolitane, macro temi di confronto delle giornate di roadshow in tutta la regione. Possibile lanciare un binomio cultura-industria in vari settori, dal meccanico al design all'agroalimentare. Il capitale umano va formato puntando sulla scuola, dalla secondaria alla formazione universitaria, con un politecnico veneto fatto di reti di saperi dei 4 atenei e una nuova figura di dottore di ricerca in azienda. E poi l'area metropolitana vasta, perché Venezia, simbolo, può trainare tutta la regione. Noi abbiamo bisogno in Veneto di rilanciare l'economia e la manifattura attirando in questo territorio investitori stranieri, talenti e istituzioni che diano qualità al nostro modello di sviluppo. Un Veneto che deve anche essere capace di attrarre studenti e recuperare quel gap demografico che vede ogni anno in partenza 7.000 persone, giovani, laureati in particolare, persone formate. Noi confidiamo, indipendentemente da chi ci governerà, che tenga conto di il nostro pensiero e questa nostra piattaforma. Non abbiamo fatto una lista della spesa, non abbiamo detto vogliamo meno tasse, vogliamo questo. Vogliamo poter lavorare in un territorio che sia innovativo, creativo e che ci permetta di esprimere tutte le nostre potenzialità, che sono tantissime.